È un settore, quello della logistica, che potrebbe sembrare anche magari un po' molto declinato al maschile. C'è spazio per le donne? Assolutamente sì, con tutto quello che stiamo facendo in questo periodo ogni donna veramente che già lavora nel settore è veramente significativa perché per la sua sensibilità, per la sua bravura, per la sua determinazione, assolutamente. Ed è per questo che oltre ai giovani che ho già selezionato per una nuova start-up sto inserendo anche una quota parte, diciamo, di donne, di ragazze in gamba, universitarie o meno, che hanno bisogno di appunto di sviscerare tutta la loro bravura. Nel settore container ovviamente ci sono ancora un sacco di cose da fare. Una di queste per esempio è quella di ingegnerizzare il container, cosa che ho fatto e sto facendo con una squadra di bravissimi giovani professionisti che mi stanno seguendo a tutto spiano. Tant'è vero che il CAB è stato il mio primo progetto, diciamo, Container Advertising Board, che ho ideato appunto anni fa e sto concretizzando adesso con le nuove tecnologie, al punto tale che riusciamo praticamente attraverso internet riusciamo a gestire con dei container nuovi, stiamo creando adesso il primo prototipo di contenitore fotovoltaico pubblicitario da 40 piedi che ha delle pareti antisfondamento con le quali facciamo comunicazione in tutto il mondo. Quindi insomma sostanzialmente molto grande attenzione all'avanguardia tecnologica. Assolutamente, e devo ringraziare il sindaco Bucci, devo ringraziare il comune di Genova che mi sta veramente seguendo e veramente stiamo portando avanti Genova nel mondo con piacere. Ed è sempre un piacere per Truman TV Montecarlo. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Il nuovo Smart Container potrà viaggiare per il mondo e riprodurre messaggi pubblicitari digitali, offrendo una visibilità unica e un nuovo strumento di promozione per i clienti inserzionisti. La nostra piattaforma Evidence Display offrirà ai clienti la possibilità di acquistare visibilità con la stessa facilità di accesso di Facebook, mostrando le inserzioni in luoghi non convenzionali con modalità mai realizzate in precedenza. Ma il modulo che abbiamo progettato non è solo questo. L'autonomia energetica che abbiamo creato ci dà la possibilità di inserire una nuova tecnologia nel container attraverso il GPS, con sensori di temperatura e umidità, microcamere per il controllo del carico e degli esterni, oltre alla possibilità di sigillare le porte con una serratura elettronica, in grado di aprirsi manualmente solo con il codice segreto o da remoto, così da minimizzare furti e manomissioni. Ma quanto vale il mercato dei container? Sono oltre 40 milioni i moduli Teo in circolazione nel mondo e spostano ogni giorno